Non è una decisione, anche quella dei punti nascita, come è accaduto a Gorizia, che si prende anche qui a cuor leggero. Ci sono delle linee guida nazionali e internazionali che dicono che nei punti nascita devono nascere almeno 500 bambini, anzi la linea verso la quale si sta andando è 1000 bambini. Per una questione di sicurezza non le sfuggirà che il parto è un fatto organizzato. Essendo un fatto organizzato si può scegliere di nascere a Tolmezzo, come a Udine, come a Pordenone, come a Trieste, come al Burlo. Benissimo. Però se succede qualcosa di molto grave è importante che la persona che sta lì e che guarda della signora e del suo bambino sia una persona che ha fatto molta pratica, che ha visto tante situazioni di emergenza, perché purtroppo la medicina è questo, cioè richiede anche molta pratica ed è uno dei motivi per cui si dice che bisogna avere almeno un certo numero di parti, oltre al fatto che bisogna essere attrezzati per tutto. Ecco perché io penso che la scelta che abbiamo preso, difficilissima, è una scelta dettata da quelle regole, anzi le dirò di più, a me sarebbe piaciuto che fosse arrivato un ordine magari dal governo che mi diceva i punti nascita al di sotto dei 500 parti devono essere chiusi, invece la decisione è stata chiesta, ci è stato imposto di farlo, ma in realtà poi dopo sono state le decisioni della regione che se ne è dovuta far carico. Se non sbaglio chiesta anche dai medici stessi. Chiesta dai medici. Io ho incontrato, e voglio spiegarle anche questo, anzi ringrazio la dottoressa di avermelo ricordato, voglio spiegarle che non è che la decisione che uno prende la mattina svegliandosi, è una decisione che abbiamo preso dopo aver ascoltato tutti, ma tutti i professionisti, pediatri, ginecologi dell'emergenza della regione, che abbiamo riunito ad un tavolo, i quali ci hanno detto assolutamente no, e pensi che secondo loro noi dovremmo arrivare, non ci siamo arrivati, non può essere una scelta che viene fatta dall'oggi al domani, richiede gradualità, ma secondo loro, cioè secondo i professionisti, le persone, i medici di cui voi dovete fidarvi quando andate ad occuparvi di sanità, secondo loro noi dovremmo avere addirittura solo 3 punti nascita in questa regione, Trieste, Udine e Pordenone.